making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Bentrovati con l'appuntamento settimanale di Intenzioni Pericolose che riprende con la seconda parte della strage di Bonvicino, un piccolo e caratteristico borgo del Tirreno Cosentino, dove il 19 novembre 1996 si consumò una vera e propria carneficina per mano di un uomo che uccise l'ex moglie e i suoi parenti. A vestire i panni del killer il 33enne carabiniere di Stanza a Formia Alfredo Valente, che uccide non solo la moglie ma volendo sterminare anche l'intera famiglia. Una scarica di proiettili che non lascia indenne nemmeno una bambina. Ripercorriamo la storia con questo servizio realizzato da Alessandro. Femminicidio, pluriomicidio, follia, gelosia. Un po' di tutto questo ruota intorno alla strage di Bonvicino del 19 novembre del 1996, in cui sono state uccise 6 persone. Una vera e propria mattanza familiare messa in atto da Alfredo Valente, il carabiniere di Stanza Formia nel Lazio, che esplose 23 colpi di pistola contro l'ex moglie e i suoi familiari uccidendoli. Nonostante siano trascorsi 25 anni da quel feroce delitto, sono in tanti a Bonvicino, piccolo borgo di circa 2000 anime della costa tirrenica in provincia di Cosenza, ad una manciata di chilometri da Diamante a ricordare quel giorno, scandito da un terribile temporale quasi propiziatorio di quello che di lì a poco sarebbe successo. Un uomo delle forze dell'ordine uccide, con la sua pistola d'ordinanza, quelle persone che riteneva responsabili del fallimento del matrimonio con sua moglie Genoveffa, conosciuta dai più come Jenny, che gli aveva chiesto il divorzio. Un affronto, così l'avrà percepito Alfredo, che non poteva subire e che non riusciva ad accettare, al punto da non vedere altra soluzione se non quella dell'eliminazione di tutti. Così, dopo aver smontato il turno, si mette in macchina direzione Calabria, precisamente verso Contrada Visciglioso, dove vivevano i suoceri e dove Jenny era tornata a vivere con la loro figlia Alessandra di 5 anni. Dopo un viaggio di circa 4 ore, Alfredo giunge sul posto per parlare con la sua ex. Bastano solo pochi minuti e la discussione trascende, prende una bruttissima piega. Lui tira fuori la pistola e la punta verso Jenny uccidendola. Poi è il turno dei genitori della donna, Raffaele Salemme e Marianna Amoroso, e a seguire quella dei cognati Francesca e Luigi Benvenuto. Un vero e proprio massacro sotto gli occhi dei 3 bambini, la figlia e i nipoti Fabiana di 11 anni e Marco di 3, che si erano nascosti sotto il tavolo. Voleva portarli a Brescia da un fratello di Jenny, ma la nipotina Fabiana vede a terra sua mamma morta e si getta su di lei aggrappandosi al suo corpo insanguinato in un pianto a dirotto. Allora l'uomo uccide pure lei, porta via invece sua figlia Alessandra e Marco. Alfredo Valente viene tratto in arresto 12 ore più tardi in Lombardia e i 2 bimbi messi in salvo. La Corte di Assise di Cosenza lo condannerà a 30 anni di reclusione. Dopo 25 di detenzione, l'uomo è tornato libero tra sconti di pena e buona condotta. Alla fine furono 27 i colpi esplosi e 23 invece furono trovati sui corpi straziati delle 6 vittime di quella strage. Questa storia oggi viene raccontata in un libro scritto a 4 mani dalla giornalista Fabrizia Arculi, che è la cugina di Marco, nonché una parente delle vittime di quella strage, e anche dal criminologo Sergio Caruso. Fabrizia, di solito quando si subiscono efferati delitti del genere si ha difficoltà a parlarne e tu invece lo hai scritto in un libro. Cosa ti ha spinto a farlo? 25 anni dopo. È stata una cosa che ho sempre voluto fare. Però ho rispettato il silenzio in cui la mia famiglia si è chiusa per il dolore, lo chiamano vittimismo secondario, per proteggere Marco, perché almeno fino a quando era minorenne, insomma, ci siamo chiusi tutti nel nostro dolore, non per dimenticare, ma per non continuare a pensare, perlomeno ad alta voce, a questa storia. Poi ognuno di noi nel proprio cuore ha questa cicatrice e queste sei croci che porta
sicuramente la più grande, oltre a quelli dei miei zii, è Fabiana. Io ho scritto il libro grazie a Sergio Caruso, il criminologo coautore, attraverso un incontro casuale in uno dei suoi tanti appuntamenti di criminologia, dove appunto si parlava di cosiddetti family mass murder, la casistica in cui rientra questa strage, e portò come esempio proprio la strage di Buonvicino. Terminata l'incontro, in disparte io gli ho chiesto che cosa sapesse di questa strage e come mai avesse comunque portato come esempio proprio Buonvicino. E lui mi rispose appunto che era la più grande strage familiare d'Italia compiuta, ad oggi ancora compiuta, e che sapeva quello che aveva letto dai giornali, quelli che un po' avete mostrato anche voi nella presentazione, e soprattutto dalle parole del professore Francesco Bruno, il grande criminologo Francesco Bruno, allora PM, consulente del pubblico ministero. La prefazione del libro è sua e c'è un capitolo tutto suo dedicato proprio all'analisi criminologica, psicanalitica del reo. E allora a quel punto, parlando, e iniziando anche il mio percorso terapeutico, perché comunque tirare fuori con qualcun altro che non fosse appunto la mia famiglia questo dramma che mi portavo da 25 anni non è stato facile. Ma il fatto di aver dato anche voce a Marco, alla sofferenza di Marco. Marco, quando ha saputo che tu dovevi scrivere questo libro, che cosa ti ha detto? Sì, naturalmente ho iniziato a scrivere il libro quando ero sicura di avere anche quella lucidità anche del lavoro che faccio. Quindi ho iniziato anche un'indagine appunto sulle carte, quindi abbiamo letto tutte le carte e ho iniziato a fare anche le interviste, più andando, sradicando, posso usare questo termine, proprio quel silenzio anche dei miei, quindi ho intervistato i testimoni di questa strage, che erano comunque i miei parenti, i miei cugini, e devo dire che quello che mi ha spinto poi ad andare avanti e a finire il libro è stato proprio il fatto che il bisogno anche loro, che ho riscontrato in loro, di parlarne, nei minimi dettagli, ricordavano tutti come me, tutto nei minimi dettagli. Alla fine, terminato il libro, non ero molto soddisfatta, mi mancava qualcosa, sentivo che mancava qualcosa, e quindi andai da Marco e gli consegnai dopo tanto tempo, perché comunque non ho mai affrontato con lui questo discorso, se non così veramente con vous parlez molto approssimativo, insomma, ma mai entrando nella sua intimità, sempre per rispetto. Consegnata la bozza, gli dico: Mazzo, guarda, questo è il libro, ho scritto il libro sulla strage di Ricordiamo anche Bonvicino. ai telespettatori che Marco, benvenuto, è il cugino di Fabrizia, nonché uno dei due superstiti a quella strage del 19 novembre del 1996. Scusami, continua Fabrizia. De Marco mi disse usò un termine che mi fece comprendere tutto. Mi guardò, mi riconsegnò la bozza e mi disse: "Io non ho bisogno di leggere, io ti posso solamente dire grazie e finalmente. Finalmente qualcuno che mette a nudo questa storia e che dia voce a quel silenzio che per troppo tempo c'è stato intorno a questa storia, anche in memoria di quelle persone. Il libro non è scritto per riportare appunto alla memoria la crudeltà con cui è avvenuto, la scena del crimine, diciamo così, ma è l'introspezione, il dolore delle vittime secondarie. A chiudere il libro è proprio la testimonianza diretta di Marco. Come può una persona che fino a quel giorno non aveva fatto del male a nessuno uccidere così con tanta ferocia? Siamo chiesti tante volte,
in un viaggio, un impegno, un'avventura che è sangue del mio sangue, che ci ha portato strada facendo a porci tantissimi interrogativi, soprattutto quello che dicevate prima di Fabrizio è vero, perché se per me da spettatore, da consulente e da coautore esterno è stato più facile, per lei non è stato assolutamente facile all'inizio mettere insieme i pezzi del dolore di 25 anni. Questa domanda ce la siamo chiesta. Allora, una cosa che voglio dire ai nostri telespettatori e a tutti quanti che si occupano, che si interessano a questi argomenti, nulla accade per caso. Il raptus non esiste, nessuno si sveglia la mattina, uccide la moglie, uccide la fidanzata o compie una strage come quella di Buonvicino. Sono dinamiche che covano all'interno di contesti e di personalità che hanno sempre dato segnali di allarme, in cui il fattore scatenante è stato questa prossima separazione che si doveva concretizzare probabilmente il giorno dopo, ma prima ancora vi erano sicuramente dei pregressi, di conflitti, di rabbia covata dentro, di incomprensioni, fino al punto da far accadere una vera e propria strage, ma che non è il frutto del momento, non è l'attimo, non è quel improvviso calore alla testa che ti fa diventare un mostro, assolutamente no. Sono storie preannunciate e sono soggetti che hanno sempre dato segnali d'allarme, a volte a livello di controllo, di violenza vera e propria, di gelosia morbosa, in altri casi anche nel silenzio. Infatti, attenzione a chi si isola, a chi sta in silenzio. È l'isolamento che in questo caso si è visto, è una barriera emotiva tra me stesso e il mio nemico. E poi sappiamo quello che è successo. Fabrizia, l'uomo che ha commesso la strage è ritornato libero dopo aver scontato la sua pena per la quale caddero tutte le aggravanti. Cosa pensi? È stato il momento più brutto. Io conoscevo, sapevo, ricordavo tutto, ma sicuramente fino a quel momento non avevo letto le carte. Leggere la sentenza, leggere gli interrogatori preliminari, leggere le testimonianze è stato veramente, veramente brutto. Ci sono ritornata più volte perché a volte non credevo proprio in quello che trovavo scritto. Perché a partire appunto dalla premeditazione, la Corte non ha mai tenuto, e poi nella sentenza naturalmente, mai tenuto conto della premeditazione, nonostante ciò che è stato detto dei due caricatori, del fatto che comunque lui era partito da Formia e si era recato in quella casa, da una scena del crimine descritta dal pubblico ministero nei minimi particolari. Sono cadute tutte le aggravanti, ma aggravanti pesanti, come ad esempio l'infanticidio. La Fabiana non è stato considerato l'infanticidio, non è stato considerato il tentato omicidio per Marco. Marco è stato colpito da tre colpi di pistola e porta ancora le cicatrici visibili di quel momento, perché in entrambi i casi la Corte ha ritenuto che il reo non volesse colpire i due bambini, ma semplicemente perché si trovavano comunque nel cerchio di fuoco, perché Marco era in braccio, Fabiana successivamente, insomma, quando lui poi stava prima di fuggire, ha ucciso la mamma, si trovavano nel cerchio di fuoco. Il tentato rapimento dei due bambini? Neanche quello. In quell'occasione la Corte, anzi, disse di che era
il Valente aveva fatto comunque la cosa migliore, cioè portare via i bambini da quella scena. Il 16 luglio del 2020 finalmente è entrato in vigore il decreto attuativo numero 4 dell'11 gennaio del 2018 che va proprio a tutela dei cosiddetti orfani speciali. Ricordiamo che gli orfani vengono chiamati speciali in questo caso perché speciali sono i loro bisogni ed è speciale anche il percorso che devono poi seguire per riabilitarsi da un punto di vista psicologico e anche sociale. Ecco, da questo punto di vista, dal fatto che ci sia anche oggi questo decreto attuativo, è una buona notizia secondo voi? Prima Fabrizio e poi Caruso. Assolutamente sì, quando poi vengono messe in pratica nella realtà, perché anche giornalisticamente mi sono occupata di altri casi e tutti quanti riscontrano una grande difficoltà poi a porre in essere la legge, ma così come, come il codice rosso. C'è sempre questo vulnus a livello di giurisprudenza in Italia che tra il dire e fare c'è di mezzo il mare, insomma. E tra l'altro in questo contesto, così la legge non è retroattiva, in questo contesto addirittura non avendo ricevuto alcun risarcimento entrambi, sia Alessandra che Marco, alcun risarcimento all'epoca e dopo, c'è la prescrizione che in alcuni casi è stata avanzata anche come anticostituzionalità, per la quale l'Italia è stata richiamata dalla Corte di Giustizia europea da questo punto di vista. A Marco non è stato dato risarcimento economico, poi su questo cioè, è anche relativo, insomma, perché voi sapete benissimo che in molti casi poi il risarcimento viene comunque investito in altro, fondazioni, associazionismo o altre cose, insomma, però non è stato seguito a livello appunto psicologico e terapeutico Ecco come Caruso, che tipo di percorso attende queste giovanissime vittime? Percorso è un percorso estremamente complesso, è un percorso non facile, ma permette a determinati soggetti, appunto fragili, appunto che vengono da grandi eventi traumatici, che hanno dei bisogni straordinari, in questo senso, di sopravvivere e di riprendere, adattarsi a una vita più o meno normale. Da un episodio del genere non se ne esce indenni, è una cosa che dobbiamo sapere, che è una cosa estremamente sbagliata. Vabbè, che i bambini non comprendono, che i bambini dimenticano in fretta, non è così. Il trauma, se non è compensato con una psicoterapia, con un intervento specialistico, si trasforma e può diventare in qualcosa di altrettanto e altresì più grave. La cosa principale è assolutamente fornire un intervento modulato e specifico anche per l'età e soprattutto fornire un supporto psicoterapico che duri molti anni, in cui l'obiettivo è quello di fare in modo, nonostante le sofferenze che restano nella parte più profonda di noi stessi, che è l'inconscio, di avere una vita e un vissuto altresì normale. Dopo quanto fatto, Valente non ha mai chiesto scusa alla famiglia di Jenny, però l'ha fatto nei confronti dell'Arma dei Carabinieri per la quale lavorava. Cosa vuole significare questo? Vuole significare quello che lui considerava alla base della sua priorità, rappresentava la vera famiglia, la famiglia in cui lui credeva, in cui lui era identificato, la famiglia che lo proteggeva, che lo tutelava, di cui lui ne sentiva l'appartenenza e che identificava come simbolo, era senza dubbio l'Arma dei Carabinieri. Sottolineo una cosa per far capire che non è stato facile per noi, non è stato assolutamente facile, soprattutto con la nostra coscienza, perché io sono uno psicologo in primis, Fabrizio è una giornalista e fa parte della famiglia. Ci siamo trovati ad analizzare tantissimo materiale che poteva essere uno dei migliori scoop giornalistici degli ultimi tempi o un servizio estremamente macabro, e sappiamo quando il macabro
viene considerato in Italia e anche in vari contesti, però ci siamo messi una mano sulla coscienza, un'altra sul cuore e vi posso dire anche che ci siamo fatti mille domande nel rendere il racconto e il nostro narrato, il nostro libro più scientifico possibile, senza rientrare in determinati aspetti un po' crudi, un po' particolari, sia da parte delle vittime e sia da parte dell'assassino in questo senso. E sono emerse determinate cose. Sì, quello che tu hai sottolineato è emersa nei fascicoli e la sua famiglia, il suo senso di famiglia era identificata al 90% nell'Arma dei Carabinieri. Ecco, Caruso, quale può essere in questo caso il campanello d'allarme per far capire che si può culminare in atti macabri del genere? Di tutto un consiglio che vedo in tantissimi casi di esperienza professionale da psicologo e da criminologo sono i conflitti che purtroppo sono all'interno di tantissime famiglie, conflitti mascherati che durano anni, che comunque incidono nella parte più profonda di noi stessi e modificano. Quindi la prima cosa i conflitti, un consiglio che mi permetto di dare a tutti al fine esclusivo della prevenzione è quello di non pensare mai che la soluzione sia quella di far finta che possa andare sempre e tutto bene. Un'altra cosa importante sono i segnali violenti, tipo dobbiamo diffidare da soggetti che manifestano una gelosia morbosa, con idee fantastiche, con tratti persecutori, da soggetti che come ci spostiamo un attimo ci tartassano di messaggi e ci tartassano di telefonate o ci impediscono di svolgere al meglio la nostra vita, fatta anche di amicizie, fatta di realizzazione personale, fatta di rapporti professionali. Un altro aspetto in questa storia si è vista sono i silenzi. Dobbiamo diffidare anche da chi cova dentro, da chi non tira fuori, da chi usa il silenzio. A volte il silenzio vale più di mille parole, perché se io in tantissimi contesti conviviali, immaginate una cena, un pranzo, una ricorrenza, quotidianamente sto in silenzio, in disparte, mi distacco dal nucleo affettivo, vuol dire che dentro di me c'è una barriera emotiva e la rabbia, l'odio anche, perché l'odio è un sentimento umano, il conflitto e le violenze che ne derivano sono sicuramente dietro l'angolo. Fabrizia, al nucleo affettivo parlava Caruso, mi voglio riallacciare a questo per esprimere un po' il senso della famiglia che ha aiutato sicuramente te, la tua famiglia stessa, i tuoi zii, i tuoi cugini, Marco. Quanto è stato importante per lui avere avuto questo sostegno di due zii che chiamava poi mamma e papà in età tenera di 3 anni e si è cresciuto e ha avuto ecco, questa corazza grazie proprio al loro sostegno, al vostro sostegno. Quanto è importante la famiglia? Oltre ai miei zii, la colonna portante, che poi è stata la colonna e lo è tuttora, nonostante gli anni, colonna portante di nostra è stata mia nonna. C'è anche all'interno del libro un capitolo dedicato proprio a questo, della forza delle favole, perché mia nonna, quando Marco i primi tempi è stata veramente dura, perché comunque Marco chiedeva dove erano i genitori, chiedeva perché si sono portati Fabiana e a me invece mi hanno lasciato qui, ma quando tornano, io ricordo benissimo ogni volta che suonavano alla porta o squillava il telefono, lui era lì davanti che dici forse eccoli stanno arrivando, e poi quando si rendeva conto che non era così si accucciava negli angoli, nei cosiddetti angoli della casa, e noi cercavamo di aiutarlo attraverso l'elemento che i bambini conoscono meglio, il gioco.
quindi facendolo giocare, cercando di capire appunto quali erano le sue richieste anche silenziose e l'amore, anche se è stato trattato come tutti quanti gli altri, senza fargli sentire il peso di questa situazione. E poi mia nonna, la favola che lo aiutò per esempio a uscire da questo meccanismo fu: nonna gli raccontò la storia che diceva: Marco, guarda che mamma e papà sono volati in cielo, si sono portati Fabiana, ma te ti hanno lasciato qua perché tu dovevi fare compagnia a nonna, se no nonna come faceva senza di te, insomma, lo sai che io ho bisogno di te. E praticamente lui dopo qualche giorno è andato dalla nonna e da nonna e le ha detto: nonna, mi sa che c'hai ragione, mi sa che io forse è meglio che rimango qua. E da quel momento poi si è chiuso naturalmente nei suoi silenzi, ma non era più pressante nella richiesta, o perlomeno quotidiana nella richiesta di dove erano E e perché appunto, erano andati via. come possono e come devono essere aiutate vittime come Marco a superare e a metabolizzare dopo quanto accadutogli? Innanzitutto sono progetti a lungo termine. Come dicevo prima, sono progetti che devono durare per tantissimi anni e non come siamo abituati in Italia a farli soltanto per qualche ora, per qualche momento, poi passa il santo e passa la festa, perché purtroppo in Italia c'è questa tendenza all'apparire piuttosto che all'essere, e sottolineo ancora questo aspetto. Nei bambini è ancora più difficile, perché nei bambini va fatto un intervento specifico che vada a tutelarli nel nucleo delle emozioni. Quindi nei bambini ci vogliono professionisti specializzati, un setting specializzato, una terapia che preveda anche il gioco, la favola, la fiaba, un po' come ha fatto anche la nonna di Fabrizio, e soprattutto si deve fare un intervento sistemico familiare per rafforzare anche chi di questi bambini se ne prende cura, perché una risposta data male a un bambino significa creare un trauma. Molte Perfetto, volte, anche in grazie. casi... No, grazie, purtroppo il tempo stringe, Sì. ringraziamo i nostri ospiti, il criminologo Sergio Caruso e la parente delle vittime, giornalista Fabrizia Arcuri, per essere stati qui con noi, e noi vi diamo appuntamento la settimana prossima, sempre su TEN alle 22.